Sono Mirko Gottardi di Vignaioli Contrassoarda, siamo nella punta est di Bassano del Grappa, punta est dico della DOC Breganze. E presentiamo in questo primavera 2015 un progetto che si chiama Musso, è un brand che abbiamo proposto nello stile veneto con un valore aggiunto legato alla presenza dell'asino. Abbiamo detto il terroir che questi francesi hanno proposto come parola che diventa internazionale, racchiude territorio, vento, acqua, montagne, terreni, capacità imprenditoriali, persone, il fare totale. Abbiamo detto che tutti nel mondo trasmettono terroir perché non possiamo dire che siamo i più bravi o solo noi facciamo. Però vogliamo legare qualcosa in più, un plus per Contrassoarda, e l'abbiamo legato all'asino, a uno degli asini che abbiamo in azienda, in forma ironica, dove lui dice il terroir, io sono parte di questo, e in effetti abbiamo molto da comunicare anche attraverso queste semplici cose. Sì, no, effettivamente l'abbiamo presentato in questa primavera internazionale, lo esportiamo l'80% e nei mercati che abbiamo fatto, Norvegia, Germania, e in questi primi mesi è stato veramente vincente, e sul livello che aumenta di qualità degustative e di capacità di apprezzare il buono, soprattutto da persone giovani, è vincente. Il riscontro è stato straordinario. Sembra impossibile, però un slogan così diretto e preciso, una bottiglia messa lì semplicemente con questo slogan tipicamente veneto ma vincente. molto nel senso. Bene.